amici, compagni, fratelli e fratelle, cittadini e cittadine, votate per me e poi vi faccio vedere. I stipendi sono basci e facciamo aumentare, i persone sono cari e facciamo lasciare. Ci sta la recessione, potremmo fermare, se ha votato per me, che problema ci sta? Vota Mimmo, Tania, votate per me, le leggi saranno tutte quante scancellate. Che a dare la Mimma cancellare, gli operai dal lavoro non sanno sudare. A pensiero va cara, facciamo lasciare, se ha votato per me, che problema ci sta? Se mi facete presidente, non mi avrà preoccupare più niente. Se mi passano malamente, io mi asciugo la corrente. Se mi facete presidente, non mi metto a tutta gente, lo metto qua solennemente. Sì, ma perché correte da soli? Andiamo da soli? No, corriamo con tutto quanto insieme, facciamo il corso a Marlini, facciamo tutti. Quindi sarete alleati con qualcuno, tipo D'Alema o Berlusconi? No, noi siamo da soli, siamo a scelta, noi spartiamo con la scelta. Se a voi che canzone ci potete campare, ma politicamente mi sono messo a studiare, perché non ci capito come fanno a mangiare, se ha votato per me che problema ci sta? E che cosa gli chiederete come esigenze? Solo una cosa, signor Presidente, non solo al Presidente ma anche come cantante, cantatemi una canzone. Niente si può accattare, questi poveri anziani non mi mai aiutare, se ha votato per me che problema ci sta? Anche lei vota Mimmo Tania? Sì. E perché? Come noi figli senza lì. Non mi preoccupare più niente, si va passando malamente, io mi asciugo la corrente. Quanti voti potete portare? 400 voti per Mimmo Tania. Lo metto a tutta gente, lo metto qua solennemente, spartiamo insieme alle... A lei fa piacere che non corre né con Berlusconi né con D'Alema? Sì, è meglio da solo, così può decidere benissimo. Siamo insieme al candidato presidente Mimmo Tania. Chiediamo subito al candidato presidente, senta, lei ha scelto come slogan abbassiamo la corrente. Sì. Cosa intende? Ma perché il paese italiano è il più tartassato, come l'ICI, l'IRPEF, l'Iran, l'ILAC, e poi parliamoci che le bollette sono avate tutte quante, noi ce la facciamo con questi problemi, stiamo veramente in una definizione peggiorata, dagli anni dei predecessori nostri ci hanno abbandonato, ecco noi siamo orfani di padre del nord, noi siamo diventati il sud, no? Il fratello povero del nord. E chiediamo subito, di solito il politico non dichiara le sue intenzioni, lei ha detto che divide tutto con la gente, cosa vuol dire? Perché è un sogno che avevo da bambino quando guardavo i politici nella televisione con papà, con la mia famiglia, perché la mia famiglia è molto numerosa, io sono primo di 9 frati e quindi non è che, capito? E allora il popolo vuole sognare e noi lo facciamo sognare, però spartirò veramente, noi spartiremo tutti quanti insieme perché io voglio essere ricordato come il presidente che ha spartuto!